Un saluto a tutti gli ascoltatori della Web TV Esplora e Ama e in questa nuova puntata, questo nuovo appuntamento con A Tu per Tu, il nostro approfondimento, parleremo di rap, questo modo di fare musica che è molto particolare perché è un parlato dove si parla di sentimenti, si parla di quello che si prova e molte volte questo tipo di musica viene visto in maniera anche negativa, forse per i messaggi che vengono dati. E io qui ho in studio, ed è veramente un grandissimo piacere per noi avere ospite con noi, DJ Tupè. Buongiorno carissimo. Buongiorno, Benvenuto. Piacere mio. Ecco, lui è un artista che è stato in grado di trasformare il rap in uno strumento educativo, culturale e identitario. E dopo vedremo perché. Io ho avuto modo di approfondire la sua conoscenza, che già comunque c'era, ma di conoscerlo un po' meglio e di vederlo in azione nel recente progetto Pasquariello, dove alcune scuole hanno partecipato, dovevano fare dei temi, era un progetto dedicato ovviamente alla legalità. Ed è stato veramente molto emozionante vedere questi giovani che hanno scritto dei temi, che hanno fatto veramente dei componimenti intensi, questi giovani che la sentono loro la legalità. E in tutto questo, a tirare le fila, c'era lui col suo rap che è riuscito a trasformare, parlando proprio di questo, della legalità, e a comunicare in un modo diverso con i giovani. Allora, parlaci un po' di questo strumento educativo che è il rap, che è quello che utilizzi tu, il buono del rap. Sì, appunto, il rap viene demonizzato, ma tutte le culture giovanili sono state demonizzate e l'arte di solito è libera e quindi c'è anche qualcuno che la interpreta a suo modo, col gusto piccante della cronaca o un po' della contestazione sociale. Invece nel campo educativo, quando la cultura che sta attorno al fenomeno della musica rap, quindi l'hip hop, diventa pedagogia, in America si chiama hip hop pedagogy, quindi si utilizza sia il rap ma anche altri elementi di questa cultura, altre discipline dunque, per favorire ai ragazzi un apprendimento attivo oppure, come nel nostro caso, per veicolare dei messaggi importanti attraverso un altro modo di parlare, insomma. E quindi approfondiamo un po' questa strike age e questa ricerca interiore che ti porta poi a fare un lavoro importante su te stesso, che poi tu comunichi anche agli altri, ma in particolar modo io voglio sottolineare i giovani, perché anche questi giovani d'oggi un tantino sono demonizzati, nel senso che le nuove generazioni che non hanno idee, che non hanno voglia di fare, cioè diciamo che li strapazziamo un poco. In realtà noi abbiamo avuto modo di vedere, io nel mio lavoro, ma tu anche e soprattutto nel tuo, di vedere tanto del buono che c'è in questi giovani. Parlaci un po' com'è la tua anche preparazione interiore nel momento in cui tu sai che stai comunicando con una mente che sta crescendo, che sarà il futuro, il domani. Sì, hai ragione, i giovani vengono anch'essi demonizzati, appunto questa cultura straight edge deriva dagli anni 80, dal movimento punk, laddove c'era la filosofia del no future, quindi della critica al lavoro, all'occupazione, non voler avere un futuro, e sembrano quasi i tempi del 2000 e adesso, no? Proprio in questa subcultura, in questo disfattismo è nata questa ulteriore controcultura che prevede il non utilizzo di qualsiasi sostanza, l'essere proprio puliti, in antitesi ai punk disfattisti. Quindi appunto i giovani hanno solo bisogno di mettersi in gioco e di avere un'opportunità per dimostrare il loro valore, ma anche per dire la propria idea, proprio per autorappresentarsi nel miglior modo possibile. A livello interiore sono da tanti anni, gli stessi anni a cui sono interessato al rap, che sono appassionato di ricerca interiore, mettiamola così in senso largo, quindi di yoga, di preghiera, di meditazione. Credo che sia tutto un tutt'uno e che l'artista deve fare un viaggio al proprio interno per conoscere dal suo punto di vista il mondo e gli argomenti che andrà poi a trattare col pubblico, se no non c'è verità, non c'è comunicazione se uno
non ha esplorato i suoi dubbi, ecco. Quindi c'è una ricerca interiore importante e anche una ricerca a livello di comunicazione, perché le improvvisazioni che fai tu, io l'ho visto, lui assiste ad una presentazione, assiste a qualcuno che parla di un argomento, nel giro di poco lui gli esce dal cuore e fa questo rap che appunto racconta quello che ha appena ascoltato, quello che ha appena sentito, quello che ha appena visto e lo mette in modo positivo ma soprattutto ascoltabile, bello, piacevole. Cioè io ho visto gente a bocca aperta, ti hanno fatto un'ovazione, c'era tanto pubblico, i ragazzi non ne parliamo nemmeno, cioè, ma perfino i meno giovani, perché voglio dire ci sono anche persone meno giovani che hanno veramente apprezzato questo modo di comunicare. E qui io mi collegherei anche al fatto che tu promuovi, e questa è una cosa meravigliosa, perché da amante del nostro Friuli, tu promuovi l'identità friulana, perché tu che cacci per Furlan, tu fai il rap per Furlan, tanti svolti, ecco, sono tu, e che sai, ne robe bellissime. Allora, ho quindi chiacchierare per italiano, perché se no non lo capisci tutto. Però, questa è così una peculiarità. Sì, fortunatamente siamo bilingui, quindi riusciamo a farci comprendere anche in italiano. Sì, la mia idea di improvvisazione, quindi di freestyle, è che deve essere un po' più simile alla letteratura, deve essere più simile alla semplicità, a un qualcosa di universale ma anche di particolarmente vissuto. Quindi a me interessa quel taglio lì che naturalmente è in antitesi con il rapper che deve fare le mega rime, le mega metafore, che deve insultare il prossimo, che deve farsi valere, che deve mostrare gioielli, che deve offendere donne, drogarsi, insomma tutta quella costruzione lì non mi appartiene. So che è molto efficace nei giovani quel tipo di approccio perché sciocca e quindi crea un'attenzione, però secondo me è, come dire, forse la via più breve per scioccare il pubblico. Ma poi cosa resta? Quando un rapper parla come un flusso di coscienza senza seguire un argomento o un'idea sensata, direi io, cosa ti rimane alla fine? Uno che incastra bene le rime e poi è come un giocatore di calcio che fa i palleggi, ma poi bisogna giocare in squadra. E appunto giocare in squadra, credo che il rapper deve rappresentare il suo territorio e possibilmente anche nella sua lingua, quindi la me Marilenga è un furlan e quindi mi è venuto naturale esprimermi principalmente in questa lingua che accosto nelle composizioni ad altre lingue del territorio e non, proprio per giocare sulla bellezza di farsi capire e non farsi capire, come lingue, che appunto è un gioco, sia da quando siamo bambini giochiamo a inventare lingue e non farsi capire, e anche da grandi usiamo le lingue così. Io direi che tu hai una grandissima responsabilità, tu e tutti gli artisti come te, questi che utilizzano questi linguaggi moderni, hanno una grandissima responsabilità. Adesso io te ne do una. In chiusura di trasmissione, io vorrei sentire come ci concluderai, cosa ci comunicherai nella tua meravigliosa lingua, che è il rap, quello che hai vissuto in questa intervista, in questo momento così speciale, per noi soprattutto, ma spero che lo sia stato anche per te. E prima però di darvi questa meravigliosa chicca, vi salutiamo, ringraziamo tanto DJ Tubel che è stato qui con noi. Grazie a voi. E speriamo che in questi pochi minuti siamo riusciti veramente a trasmettervi un grande cuore, il suo e quello di tutti i ragazzi che lo ascoltano e che lo seguono, i messaggi buoni e positivi. Grazie a tutti voi, buon proseguimento. Bye! L'amore è un'attitudine, l'amore come il castello al centro di Udine rappresenta non l'inquietudine ma tutto il contrario, rappresenta il tuo circolo, il centro del mondo e quindi di per sé l'universale circondario. Ama ed esplora, perché l'amore è esplorazione, l'amore è rompere qualsiasi barriera come nella comunicazione, ma essere semplice, appunto arrivare al punto, senza sovracostruzione, lasciare il tuo cuore libero e nessun spazio al dubbio o all'interpretazione, ma mettere l'effimero in ogni pensiero che hai, dare il meglio di te nella semplicità di quello che sarai, nell'istante che catturerai per il pubblico di oggi e di domani che ti seguirà ad ogni tipo di live.
life. Mandi mandi e per inglese bye bye. Forza Friul, non sta mola mai.